chi ambisce a fare il governatore del Veneto, o meglio il candidato governatore di centrodestra, deve avere ovviamente in dote anche buoni rapporti con gli alleati, essere un punto di riferimento, riuscire a dialogare con tutti. Queste le caratteristiche del buon governatore di centrodestra per il meloniano Claudio Borgia, che non cita mai direttamente il sindaco leghista di Treviso Mario Conte, ma che così commenta le sue ultime dichiarazioni e il suo sfogo. Chiaro che le acque tra alleati restino agitate, soprattutto dopo gli addii eccellenti registrati in Casa Lega con i relativi passaggi in Fratelli d'Italia, l'ultimo quello della consigliera regionale Silvia Rizzotto, ex sindaca di Altivole, per la quale, assicura Borgia, non ci sarà nessun canale privilegiato. Chi entra non ha nessun posto al sole, come dire, già prenotato, nessuna garanzia, bisogna dimostrare all'interno di Fratelli d'Italia merito, e soprattutto bisogna dimostrare di essere, in questo caso, donne di partito. Incassa con stile il capogruppo leghista in regione Alberto Villanova, che chiede a Rizzotto di fare un passo indietro dalla presidenza della Commissione Trasporti, richiesta analoga per l'altro transfuga Marco Andreoli, anche lui passato dalla Lega ai Fratelli d'Italia nel fine settimana e presidente della terza commissione. Non solo. Mi aspetto di parlare con il capogruppo Pavanetto di Fratelli d'Italia per capire come saranno i rapporti, come saranno le questioni aperte da qui a fine legislatura. Spero insomma che questi passaggi non vadano a inquinare quello che fino ad oggi è stato un ottimo rapporto. Il nostro gruppo fatto da Lega, Lista Zaia, comunque la maggioranza assoluta in consiglio nonostante queste perdite. Una sorta di avviso ai naviganti, quello di Villanova, ma i meloniani sembrano non arretrare. Non c'è nessuna campagna acquisti, ci sono delle persone che hanno deciso di venire in Fratelli d'Italia. Ci saranno altre new entry prossimamente, Borgia si può sbilanciare. Chi vivrà vedrà.